Ben ritrovati, adesso cominciamo questo pomeriggio dedicato alla 19ª edizione del Palio delle Nazionali delle Botti, edizione 2024. Con me c'è anche il presidente della Proloco, l'inossidabile Flavio Uliana, perché è proprio inossidabile da questo punto di vista, stoico. Grazie Roberto, buonasera a tutti, grazie di essere venuti qui questa sera. Sono settimane piuttosto intense per noi della Proloco. Da un paio di weekend stiamo organizzando la mostra dei vini di OCG nell'ambito della primavera del Prosecco e a contorno della mostra, come sempre, organizziamo anche qualche evento importante. Quest'anno, questa sera, organizziamo appunto il Palio delle Botti, il Palio Nazionale delle Botti, 19ª edizione. Ricordo ai vittoriesi che l'idea del circuito del Palio Nazionale delle Botti è nata dall'Associazione Città del Vino, appunto, a seguito della rinascita delle sorti del vino dopo i fatti tristi, se vi ricordate, qualcuno forse se lo ricorda, dell'87, ossia del vino del metanolo. A un certo punto hanno detto, beh, perché non a distanza, dopo 20 anni dall'87, hanno detto, perché non ci ispiriamo a dei giochi che già esistono in alcune città da parecchio tempo, da secoli in alcune città storiche, e organizziamo un metodo di festa e di convivialità con giochi imperniati appunto sulla botte. Voglio fare un appello ai vittoriesi. Ho visto dei ragazzini, faccio i complimenti intanto all'Associazione 11 Gradi, in particolare alla Caterina Zanardo. Voglio fare un appello perché se vi piace, ecco, se siete appassionati, volentieri noi vi accogliamo, potete rivolgervi alla Proloco. Si passano dei bei momenti, si viaggia per tutta l'Italia. Siamo appena tornati 3 settimane fa, eravamo in Toscana. Ad aprile siamo stati nella costiera amalfitana, fra un mese circa andremo sul lago Maggiore, a settembre in Trentino e forse anche in Sicilia. Inutile dirvi poi che ogni volta che ci si trova, insomma, è una festa e le amicizie che si stringono in questa occasione sono amicizie importanti e si passano veramente dei momenti di felicità, di convivialità. Ringrazio i volontari della Proloco, un sentito grazie di nuovo all'Associazione 11 Gradi per come ha gestito tutta l'operazione del Palio delle Botti dei ragazzi. Ecco, quindi speriamo che possano nutrire un vivaio di futuri spingitori della botte. Ringraziamo il Comune, l'amministrazione comunale e poi i nostri sponsor, ossia Veneta Botti, il ristorante Gallium, la Banca Prealpi San Biagio, la distilleria Andrea da Ponte, l'Agricansiglio e la macelleria Breda. Ecco, ho finito, vi ringrazio e vi auguro buona giornata. Allora, adesso io inviterei ciascuna squadra a venire qui. Allora, cominciamo, naturalmente andiamo in ordine alfabetico, ovviamente, e cominciamo dalla vicina Avio, che arriva dalla provincia di Trento. Accomodatevi qui a fianco. E adesso passiamo nel veronese con Brentino Belluno. Eccoli qua, Brentino Belluno, direttamente dalla provincia di Verona. E adesso andiamo invece nel novarese, andiamo da Grignasco. E rimaniamo sempre nel novarese e andiamo da Maggiora. Facciamo sentire un bel applauso, forza ancora. E anche loro sono degli storici frequentatori di Vittorio Veneto. E adesso passiamo da una squadra vicina, passiamo alla squadra di Refrontolo. Eccoci qua.
loro sono arrivati direttamente con il carico pronto. Facciamo un bel applauso a Re Frontolo. Santa Venerina sta arrivando perché l'aereo è l'aereo è un po' in ritardo, quindi può capitare anche questo. Non succede solo con i treni, quindi può succedere, quindi gli facciamo un bel applauso di incoraggiamento perché stanno per arrivare e gareggeranno anche loro. E adesso chiamerei la squadra di casa, che è naturalmente Vittorio Veneto. Allora, poi invitiamo anche, c'è una squadra che parteciperà solo per quanto riguarda la spinta delle botti, che è San Pietro di Feletto. Complimenti, siete audaci nella scelta di partecipare, benissimo. Allora, magari vi mettete lì assieme. Ho visto che è arrivato Pio Bonato dell'Associazione Nazionale del Vino. Porto i saluti del Presidente della Città del Vino e siamo felicissimi di avere questo incontro qui a Vittorio Veneto con queste bellissime squadre, alcuni di questi storici che hanno corso parecchi pali da molti anni. Complimenti alle organizzazioni che riescono a tenere in piedi la squadra e spero che vinca il migliore come sempre oggi, diciamo. Allora complimenti e a tanti auguri alla città di Vittorio Veneto, al palio di Vittorio Veneto, che è magnifico. Complimenti, grazie e buon lavoro a tutti.
Trentino Belluno. Via! Parte anche il gruppo di Crignasco, lo vediamo bello, deciso. Tre, due, uno, via! Parte anche il Maggiore. Due, uno, via! Partono anche le ragazze di Avio. Tre, due, uno, via! Parte Vittorio Veneto.
cominciamo con le premiazioni. Intanto inviterei qua a venire subito San Pietro di Feletto, che ha partecipato solo alla gara della spinta delle botti, 2 partecipanti ai quali noi andiamo a consegnare, il Presidente Ugliana va a consegnare una confezione di vino. Complimenti, grazie naturalmente per la partecipazione. Bene, adesso, grazie ragazzi, passiamo al settimo in classifica. Parliamo di Santa Venerina. Naturalmente invitiamo Pio, Sindaco, naturalmente, a consegnare il premio agli amici di Santa Venerina. Grazie signor Sindaco, e come ripeto, come dissi poc'anzi, il 22 di settembre vi aspettiamo tutti quanti a Santa Venerina. Siete tutti invitati, ok? Grazie signor Sindaco, anche l'invito è per lei. Grazie, bene, adesso passiamo alla sesta posizione di Grignasco dal Novarese. Eccoli qua, quelli di Grignasco. Naturalmente a premiare anche ancora il sindaco e il rappresentante della città del vino. Eccoci qua, giratevi naturalmente a onor di telecamera. Questa è la sesta posizione, lo ricordiamo, per il Grignasco. E facciamo un bel applauso anche a questa squadra. Bene, grazie ragazzi, adesso passiamo alla quinta posizione, passiamo al refrontolo. Quinta posizione per il refrontolo, eccoli qui naturalmente, avvicinatevi, questi naturalmente il gruppo di refrontolo, quinta posizione per loro. Passiamo alla prossima piazza, partiamo dalla quarta piazza che spetta alla squadra di casa, al Vittorio Veneto. Complimenti, facciamo un applauso anche per la squadra di casa che ha onorato questa 19ª edizione del Palio delle Botti. Terza posizione, si tratta di Maggiora. Terza posizione per Maggiora, che quindi hanno concluso questa gara. Complimenti, facciamo un bel applauso anche a questa squadra. E adesso saliamo ancora più in alto di una posizione, andiamo alla seconda piazza di Brentino Belluno. Allora, adesso spieghiamo perché sarebbero a pari merito con l'Avio. Allora lo spieghiamo perché a parità di condizione Avio ha preso più punti, ha guadagnato più punti sulla corsa botti uomo, quindi per quello sono passati in prima posizione, anche se la classifica sarebbero lo stesso punteggio. Quindi facciamo un bel applauso anche per Brentino Belluno. Il mio invito era che vi aspettiamo tutti il 5 e il 6 ottobre a Brentino, che ospitiamo la finale nazionale del Palio della Botte. Quindi vi aspettiamo tutti, grazie. Grazie, anche perché insomma è nel Veronese, si sta presto a arrivare. Complimenti a Brentino Belluno. Adesso passiamo al vincitore della 19ª edizione del Palio delle Botti di Vittorio Veneto. Parliamo di Avio. Abbiamo anche un erede nella spinta qui, Abbiamo un erede nella spinta.
Bene, io direi di fare un grande applauso. Vai. Niente, volevo solo dedicare il nostro palio vinto a Martino, neonato del nostro spingitore migliore Elia. Benissimo, quindi un applauso per questa new entry. Allora invitiamo tutte le squadre a venire qui per fare una foto di gruppo, per cortesia, vi aspettiamo qui. Allora intanto, siccome abbiamo qui il presidente Uliana, se vuoi dire un ciao finale, dai, forza. Allora sarò velocissimo, siamo stanchi come se avessimo spinto la botte, però siamo anche appagati come se fossimo arrivati primi. La giornata ha retto e la cosa che mi ha entusiasmato di più è stato il pubblico quest'anno, che è stato veramente numeroso. Speriamo quindi che prenda piede sempre di più anche qua a Vittorio Veneto. Benissimo, e con questo noi con la foto finale di gruppo, un bel applauso al gruppo qui in piazza, noi naturalmente vi salutiamo e vi ringraziamo.